Si è svolta stamani nella caserma Biagio Pistone la cerimonia di avvicendamento del comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Tante le autorità presenti all'evento, tra questi il prefetto Diomedi, il procuratore capo patronaggio, il presidente del tribunale Falcone, il sindaco Firetto, il questore Auriemma, il comandante della Guardia di Finanza Maggio. Al comandante uscente colonnello Mario Mettifogo subentra il tenente colonnello Giovanni Pellegrino, proveniente dal reparto operativo di Bari, mentre il colonnello Mettifogo andrà a Genova a svolgere le funzioni di capo di Stato Maggiore. Alla cerimonia ha partecipato il comandante della Legione Carabinieri generale Riccardo Galletti, che nel suo intervento di saluto e di presentazione ha avuto parole di elogio per il comando provinciale di Agrigento e il lavoro finora svolto. Questi avvicendamenti testimoniano l'istituzione, in questo caso dell'Arma dei Carabinieri, trova come dire, significato e persona attraverso i singoli comandanti. Un mix, un equilibrio tra quelle che sono le caratteristiche del singolo comandante e quelle che invece sono le caratteristiche fondamentali dell'Arma come istituzione. Ognuno mette il proprio nell'interpretare il ruolo. Il ruolo, come è stato interpretato dal colonnello Mettifogo, come è nella tradizione dell'Arma, e lo sarà anche con il nuovo comandante, il colonnello Pellegrino, è stato semplicemente splendido, efficace, essenziale, asciutto, come è nelle caratteristiche umane del colonnello Mettifogo. Sono certo, la collaborazione quotidiana, forte, anche intima con il nuovo colonnello Pellegrino andrà avanti proprio nel solco di questa tradizione. Ho voluto dare questo saluto e essere presente qui ad Agrigento, quanto è importante anche questi momenti, anche per l'unità del corpo e il segnale che si lancia all'esterno. Sono presente perché c'è un avvicendamento di comando al vertice del comando provinciale di Agrigento. È un momento importante perché scandisce la vita del reparto nel segno della continuità che è garantita dalle norme, dai regolamenti, però è anche vero che ciascuno poi applica e interpreta la norma, il regolamento, le direttive, mettendoci un quid pluris che è costituito dalla propria esperienza professionale, dalle proprie qualità umane, dalla propria sensibilità. Come metterà a frutto l'esperienza di Agrigento, una provincia difficile con tanti problemi, quelli dei migranti ad alta densità mafiosa? Una provincia in cui fare i carabinieri è una grande soddisfazione, perché qui si può assaporare effettivamente che cosa significhi il rispetto della legge e imporre il rispetto della legge e cercare di far rispettare la legge. Per me questo in realtà è l'11° anno in Sicilia, quindi diciamo che sono piuttosto abituato alla realtà quotidiana. Secondo lei è cambiato un po' dal momento in cui si è insediato, ora che sta andando via un po' la realtà agrigentina in qualche modo? Ma secondo me ben poco, in 3 anni è un tempo troppo limitato. Devo dire che rispetto alla mia ultima esperienza però la Sicilia è cambiata, ci sono stati dei netti miglioramenti. Una provincia sicuramente difficile con tante problematiche. Sì, un territorio con tante problematiche e anche un territorio che incontro con piacere alla mia seconda esperienza siciliana. Intanto il contatto con una popolazione che stimo molto, della quale ho grande apprezzamento e che mi induce ovviamente a mettere il massimo impulso nell'attività di contrasto di qualsiasi fenomeno criminale, sia comune che di carattere organizzato, al fianco di carabinieri volenterosi del comando provinciale, i quali insieme a me cercheranno di stare più vicini possibili al cittadino. I cittadini della provincia di Agrigento sono per la stragrande maggioranza persone molto oneste che quindi necessitano della nostra vicinanza. E soprattutto le fasce più giovani, gli studenti, che sono il futuro di questo paese, sono il futuro di questa terra e ai quali appunto l'Arma dei Carabinieri cercherà di stare vicino e cercherà di diventare una presenza, per i quali cercherà di diventare una presenza familiare e quindi un punto di riferimento continuo.